Beh, innanzitutto la responsabilità della guida è fondamentale per le persone che hanno perso la mobilità, in quanto i mezzi di trasporto pubblico ancora non riescono a rispondere al 100% dei bisogni di una persona con ridotta mobilità. Però poter guidare vuol dire farlo in sicurezza, perciò non causare altri danni ad altre persone. Quello che noi riteniamo è che ancora oggi c'è poca uniformità nella valutazione delle persone con disabilità, cioè c'è necessità dal nostro punto di vista che il Ministero o chi per esso faccia la formazione di tutti i componenti delle varie commissioni. Proprio quello che dicevo, tanti anni fa, proprio tra Venezia e Treviso c'era una diversità abissale. Quando una persona andava alla commissione di Venezia poteva essere giudicato non idoneo, veniva a Treviso e veniva giudicato non solo idoneo ma anche senza priva di tanti ausili. Questo vuol dire che c'era questa difformità importante. Oggi le cose sono migliorate, ma ancora c'è qualcosa da fare. Un altro aspetto fondamentale è la corretta informazione, ma non soltanto della persona con disabilità, ma anche del cittadino nel momento che sta per conseguire una patente di guida, perché nessuno gli dice che nel momento che lui avrà una patologia importante o quando lui si troverà anche temporaneamente a essere invalido, deve obbligatoriamente rivolgersi al medico di fiducia, al quale lo indizierà nel modo migliore, anche alla commissione medica locale, perché deve avere il compito di giudicare la sua idoneità. Siamo a un buon punto, ma c'è ancora un po' di strada da fare e penso che l'esperienza di oggi che viene data con questo convegno alla nostra famiglia sia proprio in questo senso positivo e costruttivo di un dialogo che per noi, per i rappresentanti delle associazioni, è fondamentale istituire con i cittadini ma soprattutto con le istituzioni. Che le tecnologie, studino tecnologie ancora più avanzate, quindi in grado di coprire sempre più i casi di disabilità, che la pubblica amministrazione si faccia parte garante anche di una normativa sempre più evoluta, sempre più all'avanguardia e che appunto anche la stampa, importantissimo il vostro ruolo, diffonda questo messaggio. Oggi tutti possono guidare con la massima sicurezza, sottolineo con la massima sicurezza, e con veramente capacità residue minime, quindi di affidarsi con fiducia alle commissioni mediche locali e di non perdere la speranza di poter riacquistare la possibilità di guidare un autoveicolo. Purtroppo negli ultimi anni, dopo molti anni di diminuzione del numero sia degli incidenti che della mortalità, purtroppo negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un nuovo incremento, non rilevante, però ovviamente dispiace. Tutti gli studi dimostrano che la causa principale è ne parlava il relatore proprio in questo momento, proprio nella distrazione, in particolare nell'utilizzo degli smartphone e delle tecnologie più recenti. La responsabilità ovviamente ha a che vedere con una scelta rispetto alla sicurezza, alla consapevolezza rispetto alle proprie capacità, sia psichiche che fisiche. Il convegno in particolare è centrato sulla responsabilità alla guida in quanto le persone che vediamo noi sono sottoposte a delle alterazioni nello stato di salute e queste alterazioni dovrebbero presupporre una revisione presso la Commissione Medica Locale per le Patenti. C'è un obbligo che sta nella responsabilità del cittadino, ma spesso non viene seguito, no? Quindi di responsabilità si parla in questi termini prettamente civici. La problematica centrata oggi dal convegno, che coinvolge persone ingegneri della motorizzazione, funzionari del Ministero dei Trasporti, medici delle commissioni mediche locali per le patenti, l'Unione delle Autoscuole, medici, psicologi e fisioterapisti, terapisti occupazionali dei centri di valutazione, mette assieme tante entità che per un motivo o per l'altro vengono a contatto con cittadini che appunto dovrebbero sottoporsi a delle valutazioni ma non si sottopongono. L'aspetto psicologico è fondamentale per più dimensioni. Noi dei centri di valutazione senz'altro siamo attenti all'aspetto delle competenze dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista emotivo per chi rientra alla guida. Ma la componente psicologica è fondamentale per tutti gli aspetti invece che riguardano il progetto di vita delle persone. La guida è una dimensione considerata fondamentale, tanto che le persone sono portate a pensare di avere un diritto alla guida, mentre la guida è una licenza, è una concessione.
L'aspetto psicologico della guida è importante, se basti pensare a quanto diceva l'ingegner Foresta del Ministero dei Trasporti, rispetto al fatto che la patente dovrebbe servire per portarci da un punto A a un punto B. In realtà basta guardare la pubblicità dei mezzi di trasporto, le automobili in particolare, piuttosto che le moto, viene pubblicizzato invece molto spesso l'aspetto di personalità, il gusto, il piacere di guidare, no? E quindi si capisce che mentre noi per sicurezza intendiamo dei criteri minimi che ti aiutano a portarti da un punto A a un punto B, quando parliamo di guida coinvolgiamo molti più aspetti che riguardano le aspettative di vita, il progetto, il ruolo, l'identità, la dignità delle persone, quindi è veramente un ambito molto complesso.